Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. Siamo a Baruchella alla Festa del Vino. È una manifestazione molto importante per l'Alto Polesine. Infatti è più di 30 anni che la Proloco locale organizza questa manifestazione. Da quest'anno la manifestazione si svolge presso il cortile antistante il municipio di Baruchella. Come sta andando la Festa del Vino quest'anno? La Festa del Vino sta andando abbastanza bene. Abbiamo portato tutta la manifestazione che rievoca una festa del vino, quindi una tradizione nella pigiatura e nella vendemmia, l'abbiamo portata all'interno del paese per ricordare ancora le vecchie abitudini e le vecchie tradizioni. Quest'anno ci sarà anche un colpo di scena dopo la pigiatura. Che cosa succede? Dopo la pigiatura, visto che l'uva pigiata crea il mosto, noi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di cucinarlo e fare i sigoli, i tradizionali sigoli con mosto e farina bianca e farina di mais, quindi poi a distribuirlo a tutti i presenti. Stiamo attendendo l'evento della pigiatura dell'uva che ogni anno richiama un numeroso pubblico. Infatti vedremo delle belle ragazze locali che si spoglieranno a suon di musica ricordando l'antica arte della pigiatura dell'uva a piedi nudi. Come si fa a diventare pigiatrice? Niente, non c'è nessuna maniera con cui diventarlo, semplicemente la voglia di divertirsi. Che cosa ti piace di questa manifestazione? Allora, prima di tutto le ragazze che fanno la pigiatura del vino. E poi se anche si può assaggiare del buon vino. Ho visto delle signore che ricordavano che ai loro tempi a grandi linee si divertivano a fare così e la dimostrazione che sono qua è perché rivivono i loro tempi in maniera più moderna come siamo adesso, insomma. Una volta ci si divertiva così tanto a pigiare l'uva? Sì, ci si divertiva perché si era in compagnia, però era anche un dovere perché non c'erano i macchinari di adesso, perciò si doveva appunto farsi da fare. Esatto. La Festa del Vino di Baruchella richiama un numeroso pubblico, infatti è rinomata per lo stand gastronomico dove si possono gustare le specialità locali di carne e di pesce e per le serate danzanti. La Festa del Vino vi dà appuntamento al prossimo anno, ricordatevi l'ultima domenica di agosto qui a Baruchella.